E niente Italia, va bene tutto, ma prendiamo l'autostrada, anche perché noi non abbiamo van 4x4, cose del genere, abbiamo dei vecchi camper anni 90, camper normalissimi, e quindi ovviamente insomma puoi immaginare, c'hanno dentro anche loro, ma se siete pazzi, tornate indietro. E niente, via. Memo 2 punti, pensavo di aver portato le cimici dall'Italia, in realtà me ne è appena arrivata una sul parabrezza adesso di quelle cinesi, quindi anche qui ci sono le cimici, insomma sono dappertutto, cazzo, hanno rotto i balotas, un po' di nature ce la siamo ciucciata, però ragazzo dai, vuoi mettere? Cioè ci sta, no? Come deviazione, come deviation. Sti come sono diventato quasi un po' tipo i teenager milanesi, che dico ci sta. Persingano è una highway, un po' sassolinosa, ma è una highway. Mamma mia ragazzo, quanti animali morti che ho visto lungo le strade. Questo cos'è? Quello era tipo una donnola. E decine di cani soprattutto, mamma mia, quanta natura ragazzo, quanta natura, bello, cioè c'è anche da noi la natura, per quello tu mi dirai ma che come tanta natura, no? È normale, anche noi abbiamo queste robe. Diciamo che qua va avanti proprio per decine e decine di chilometri di natura senza niente, senza paesini, senza niente, è bello, proprio queste strade che attraversano il verde, cioè vedi, intendi, poi sotto a destra tu non puoi vedere, lo vedo io un po' a volte con la coda dell'occhio, c'è tutto il torrente, stiamo costeggiando questo grande torrente. Qui a destra c'è un castello diroccato, cioè sono rimasti proprio solo dei pezzi di mura. Guarda qua, 128 metri, cos'è? Ah, ponte, sembrava un tavolo da picnic, invece no, dicono il ponte dura 128 metri, vabbè. Wow, bello, molto bello. Guarda anche a destra, in fondo a destra, tutte ste vallate infinite, bello, che non c'è niente da dire, no, da descrivere, le parole sono sempre quelle, però è un modo per calcare questa bellezza. Vedi, la fortuna e il buon senso mi accorrono sempre in aiuto, perché provo a immaginare te a fare tutti sti strachilometri su quelle stradine là disastrate in mezzo alle montagne nel nulla. Che è qua? Area sosta chiese, cos'è? Capitellino, uno si ferma, prega e dopo riparte. Accidenti, oh, che roba! Bello! Wow, vedi a destra il fiume? No, dovrei staccare la Sony, accidenti, aspetta, dai che facciamo. Eccolo là, dai che lo vedi che c'è tutto il fiume che costeggia. Guarda che figata di strade, di panorami. Yeah, curati Italia. Guarda che robe, stiamo ancora proseguendo dopo non so quanto tempo nel wild più totale. Il tempo in direzione Grecia si sta oscurando. Io direi che adesso ci fermiamo qua in questa specie di autogrill, così carico l'acqua, mi lavo e si pranza perché è mezzogiorno passato. Oddio Giovanni, se le docce sono qua dentro io non avrei il coraggio, ora entro proprio perché ho le scarpe. Ah ok, meno male, via. Allora, le docce che volevamo provare costano tipo 5 euro, no, quindi vedi già Giovanni si sta rifornendo di acqua, adesso mi carico anch'io, così abbiamo ciulato anche l'acqua in Macedonia e l'ho ciulata in tutti gli stati. È una questione simbolica. Io avevo anche chiesto al tipo, mi ha chiesto quanta acqua devi fare, io ho detto ma 40 litri per una doccia veloce. Poi magari arriva Giovanni prima di me che ne approfitta e sta 3 ore attaccato perché lui ha 2 serbatoi, quindi da 40 litri a 200 litri capirai che dopo magari è il mio turno e mi dice anche ragazzi andate via. Cioè che ti perdi anche tempo a cazzeggiare, cioè tipo 35 minuti che è davanti a quel rubinetto, cioè porca troia. Adesso se mi mandano via non mi stupisco. E cani randaggi ovunque. Ciao Fufi, guarda qua, vieni. Dai, vieni qua. Pinciati, piano, bravo, sottiletta, buona sottiletta. Te la do io. Ehi, ciappa qua. Se no ti ingozzi tutto in un colpo, hai capito? Dai, eccola, ecco. Finita? Buona? 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 Mannaggia. Dai, ciao.
Cazzo, star con Giovanni mi sto impeuchendo anch'io. No, no, non è la vecchiaia come qualcuno di voi potrà pensare. No, no, è star proprio vicino a Giovanni. Cioè, chi pratica il peoco impara a impeucare, così dice il proverbio. Siamo qua che gli diamo da mangiare al randagio, poverino. E io avevo anche detto a Giovanni, portalo a casa, ma effettivamente dopo come facciamo per la dogana, capisci? È un casino. Ara che cammietto d'epoca, guardalo, curatelo, curatelo. Ara, ogni tanto fa un po' America, cioè guardala in fondo, ti dà un po' quella sensazione di attraversare il deserto, per capire devi guardare in fondo. Ragazzo, tu non hai idea, guarda qua, cos'è sta roba? Quello era un tasso, hai visto? È un tasso morto. Comunque non hai idea di tutti gli animali che sto continuando a vedere, tutti morti, e dell'infinità di questi paesaggi, di queste colline infinite. Sì, guarda, la camera l'accendo proprio ogni tanto, giusto per dirti, sì ragazzo, siamo ancora in mezzo a niente, per altri 120 km. Ragazzo, se mai un giorno farai anche tu un viaggio nei Balcani, portati via un bel sacco di crocchette, perché ogni volta, soprattutto se mangi fuori, mangi in camper, avrai sempre ospiti che sono sti cani randaggi. Noi purtroppo gli abbiamo dato sottilette, cracker, quelle cose lì, insomma non è che avevamo chissà cosa per cani, hai capito? Stavo dicendo, qui ci deve essere un incendio, invece qualcuno che ha acceso un fuoco lì. Cosa stanno bruciando? Copertoni, guarda che scemi, guarda che razza di fumo. Non so se in camera lo vedi, ma veramente? Io non lo so, io non ho parole. Pazzesco. C'è nuvoletto oggi, Io spero che le mie migliori intenzioni di fare il bagnetto in Grecia e in Albania vengano ripagate. Wow. Cioè, so che è sempre il solito panorama per te, lo capisco. Però per me che guido andare avanti centinaia di chilometri così è strano, cioè fa effetto, cazzo, dai. Allora, un consiglio che posso darti è di scaricarti le mappe offline su Google Maps, perché potresti avere molti problemi di linea. In ogni caso potresti anche, come Singano, dimenticarti di scaricare offline alcune zone. Quindi, sì, ho detto zone con la S. Quindi è il caso di scaricarsi anche un'altra app, una seconda app, si chiama maps.me, e lì ti scarichi tutti gli stati. Quella che sto usando io adesso, direzione Salonico. L'unica pecca di questa app, di questo navigatore, è che purtroppo non ti fa evitare le autostrade. Nel nostro caso qua, vabbè, siamo stati costretti perché c'erano di quelle strade che neanche immagini su per le montagne, quindi assolutamente no. Però insomma in questo caso va più che bene. Un'altra cosa intelligente da fare quando passi vari stati è studiarti in anticipo quanto costa il gasolio al litro, in modo tale che ti regoli e fai i pieni dove più conviene. Ad esempio in Macedonia costa 1 euro, meno di 1 euro al litro, e quindi io prima di uscire dal confine con la Macedonia mi rifaccio il pienazzo, hai capito? Perché poi in Grecia costa quasi come da noi. Certo che hai ste salitazze, ragazzo, anche se sei in autostrada, che ci sono punti e dopo senti proprio la quinta non te la tiene più e devi mettere la quarta. Per carità, io vado anche a bassi giri, tipo 70 all'ora, quindi se tu guardi le strade fuori che avremmo dovuto fare prendi paura, cioè proprio molto più ripide, proprio stradine piccolissime proprio. Guarda il laghetto in mezzo al nulla del nulla là. Ah, sai cosa anche? Il casello dell'autostrada, il ragazzo, ho visto che aveva il lettore del POS, delle carte di credito, e mi diceva cash, no? Lo vedevo che un po' insisteva, un po' titubava, no? E mi diceva anche euro, 3,50 euro, no? Va che bello a destra. Insomma a me ha spuzzato un po' sta roba e gli ho detto no, che cazzo, ho solo la carta di credito, cioè non ho capito, la Macedonia la sto attraversando, ti pare che cambio moneta, cioè solo per te? E allora sì, ha preso la carta di credito, però vedi, invece di 3,50 alla fine vieni a scoprire che è 1,50, hai capito? Bene ragazzo, ora ho l'overpienazzo, 30 euro, 30 litri, mi pare bene, no? Ciao, è vero che il gasolio avrei potuto farlo anche più avanti, però avevo paura poi che non ci fossero più distributori e che fossimo arrivati al confine, cioè tipo adesso al confine mancheranno 30 km, poco niente. Anzi anche molto meno, perché mancano
Ah, 55 km all'uscita e all'arrivo non lo so. Eccoci arrivati, questo è il confine con la Grecia, ragazzo. No, anche qua che parlano di corruzione, leggi? Che non bisogna accusare i poliziotti corrotti, non dargli mazzette, eccetera, eccetera. Pensa a te, proprio tutto il mondo del paese, c'è un po' dappertutto.